Beh, un'esperienza travolgente che ha colpito tante persone. In questa regione contiamo ad oggi persone mancate non per Covid, ma con Covid di oltre 7.000 persone. E la riflessione condivisa dall'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi in occasione della cerimonia commemorativa delle vittime del Covid-19 svoltasi oggi pomeriggio al Parco della Memoria di San Canzian di Sonzo in località Begliano. L'iniziativa è stata organizzata nella giornata nazionale istituita da Camera e Senato in onore delle vittime del coronavirus. È stata scelta la data del 18 marzo per ricordare la colonna di mezzi pesanti dell'esercito che in quella stessa data del 2020, in pieno lockdown, si fece carico del trasporto di centinaia di bare depositate nel cimitero monumentale di Bergamo. Alla presenza del sindaco di San Canzian di Sonzo, Claudio Fratta, e delle autorità civili, militari e religiose locali, l'assessore Riccardi ha sottolineato l'urgenza di un esame critico della gestione passata, appesantita in particolare dai vincoli burocratici legati alla tutela dei dati personali e dalla dipendenza delle delocalizzazioni industriali per il reperimento di dispositivi salvavita essenziali. I processi di delocalizzazione che non ci consentivano di avere gli strumenti necessari per salvare le vite delle persone, banalmente le mascherine, i camici, i ventilatori, le norme sulle quali eravamo obbligati a lavorare in maniera ordinaria a partire dalla norma della privacy, pur essendo una condizione di emergenza straordinaria, i profili di responsabilità, molte cose che io penso sulle quali bisogna riflettere, fare tesoro e affrontare nuove regole, naturalmente auspicando che vicende così impattanti non si ripetano, ma essere pronti qualora dovessero capitare ad affrontarle con rinnovata fiducia e maggiore solidità di un sistema rispetto a quello che avevamo a disposizione in quegli anni.